E allora di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati al nostro quotidiano appuntamento in diretta con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Oggi partiamo da Udine perché poco fa è stato inaugurato in via Leopardi il nuovo posto fisso di polizia locale. Ha seguito per noi l'inaugurazione Paola Treppo, andiamo da lei allora. Inaugurato questa mattina il punto di polizia di Borgo Stazione, signor Sindaco, diventerà un luogo di riferimento importante per questa zona delicata e attenzionata della città. Sì, questa è una zona delicata, sappiamo Borgo Stazione con le sue problematiche, abbiamo voluto portare fisicamente la nostra polizia locale in questo luogo, siamo in viale Leopardi e questo è un posto aperto ai cittadini, aperto alle persone oneste che dovranno segnalare questioni purtroppo di ordine pubblico che avvengono in quest'area. Qui ci sono le postazioni tecnologiche, ci sono i nostri vigili e poi c'è il collegamento con le altre forze di polizia per intervenire e bloccare episodi di delinquenza che speriamo diminuiscano sensibilmente in questo territorio. Siamo certi che con questa struttura senz'altro le cose miglioreranno. Ecco, l'assessore Ciani poco fa ha annunciato un prossimo bando per assumere nuovo personale nel comune di Udine per la polizia locale. Sì, perché noi quando io sono diventato sindaco siamo partiti con 66 agenti, adesso siamo quasi a 90, il nostro obiettivo è arrivare a 100 perché una città di 100.000 abitanti merita un corpo di polizia locale almeno di 100 persone per poter fare i turni, per poter essere sul territorio, per poter controllare le tante problematiche e intervenire a dare risposte ai cittadini. Ecco, è importante anche l'attività delle guardie particolari che appunto insieme alle forze dell'ordine monitorano questa zona della città. Sì, grazie alla Regione abbiamo le guardie giurate che monitorano, che circolano perché sono due persone che girano continuamente lungo le vie di quest'area della città di Udine e segnalano i problemi alle forze dell'ordine che poi loro intervengono. Anche questo è un grosso aiuto, come anche il finanziamento che abbiamo ricevuto per l'installazione delle telecamere da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. Ecco, anche il signor Prefetto Massimo Marchesiello ha garantito il suo impegno per quanto riguarda naturalmente la Prefettura per quello che si potrà fare, presenti all'inaugurazione anche i cittadini, il comitato che si incontra regolarmente sia con l'amministrazione comunale che con la Prefettura. Con noi abbiamo anche l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, un nuovo posto di polizia che apre, insomma, a garanzia della tutela e della sicurezza dei cittadini. Sì, questo è un posto fondamentale e strategico per quanto riguarda la città di Udine ed è una concretizzazione di quello che è la politica regionale che poi va negli enti locali. Noi possiamo solo dare finanziamenti, ma poi il Comune deve assolutamente concretizzarli, come in questo caso, o con telecamere o con uomini, mezzi, e in questo caso anche con la sede. Era giusto farlo qui, era doveroso farlo qui, l'hanno fatto in pochissimo tempo, congratulazioni al sindaco e al comune, questo vuol dire che c'è un'amministrazione attenta al territorio e soprattutto alla sicurezza del territorio. Ci sono moltissime attività commerciali, come ho detto nel discorso, che sono non di cittadini locali, ma di cittadini diciamo anche pure provenienti da tutte le parti del mondo, ma loro stessi chiedono sicurezza, perché sanno cosa vuol dire quando si è in tranquillità fare la propria attività e quindi essere anche propensi a qualsiasi tipo di iniziativa. Questo è fondamentale per il Comune di Udine. Ecco, siamo all'interno proprio del posto di polizia dove abbiamo potuto entrare oggi dopo l'inaugurazione e qual è il personale che opererà all'interno numericamente? Qui saranno sempre 2 persone, 2 agenti, qualche volta 3 e quindi c'è una presenza significativa di persone, poi anche fuori all'esterno ci saranno le pattuglie che gireranno per controllare in pratica la situazione in questa parte della città di Udine. E allora agli agenti della polizia locale auguriamo buon servizio.
Allora, grazie a Paola Trepo per averci raccontato appunto dell'inaugurazione di questa mattina. Da Udine ci spostiamo a San Daniele per la visita all'ospedale questa mattina da parte del vicepresidente della Regione Riccardi, che è intervenuto non solo sulle polemiche relative al futuro dell'ospedale stesso, ma anche ha parlato di vaccini in relazione alla prossima ripresa della scuola. Lo ha sentito per noi Alexis Sabot. Vice Governatore, oggi una visita all'ospedale di San Daniele. Sì, sono venuto a visitare questo ospedale, come andrò a visitare anche gli altri, per esprimere innanzitutto la gratitudine al personale per il lavoro importante che ha fatto, sta facendo e continuerà a fare, e poi anche per chiarire come, le preoccupazioni che è ovvio che ci siano, ma non hanno ragione di esistere in una revisione di un sistema che ovviamente purtroppo sconta il tempo della pandemia, altrimenti determinate scelte sulle strutture sarebbero sicuramente fatte, e anche rassicurare le persone che c'è grande apprezzamento dell'azienda e della Regione per il lavoro che stanno facendo. Se ci sono dei problemi ci sono tanti modi per rappresentarli, io credo che il clima sia un elemento importante. Determinare in qualche modo idee di incertezza non aiuta le persone che devono doversi curare, non aiuta coloro che lavorano all'interno delle strutture ospedaliere, forse colpisce in qualche modo, soddisfa l'ego di qualcuno e secondo me anche mette nelle condizioni di qualcun altro di fare un po' di contabilità elettorale per le prospettive di ambizione che ha. Ecco, questo è legittimo che si cerchi il consenso, ma non cerchiamo il consenso strumentalizzando la gente che continua a lavorare con grande impegno, alla quale dobbiamo dare tutti grazie. Quindi io sono venuto qui a dire questo e a rassicurare che il sistema sanitario continua a lavorare in quella direzione, e l'ospedale di San Daniele, per tutte le scelte che l'amministrazione ha fatto in una condizione di emergenza sanitaria, vanno in quella direzione. Si riferisce alla presa di posizione di alcuni ex primari dell'ospedale di San Daniele? Insomma, quella è una delle cose, poi insomma, leggiamo anche di qualche sindaco particolarmente muscolare, i suoi muscoli li eserciti nei consigli comunali, non faccia azioni di destabilizzazione come sta facendo da tempo. Mi pare che abbiamo risposto rispetto alla cosa dei primari, sulla quale ho letto delle cose condivisibili. Mi domando come mai queste cose vengono fuori adesso, quando alcune ragioni che stanno legittimamente nelle preoccupazioni di qualcuno sono datate ben prima di questa legislatura. Allora perché in quel momento si stava zitti? Qual è la situazione Covid e vaccini anche in previsione dell'inizio della scuola? Noi stiamo faticosamente andando avanti, però purtroppo la nostra campagna ha una distanza da altre regioni almeno di 5-6 punti, quindi noi dobbiamo riuscire a recuperare questo per raggiungere quella quota di immunità che ci metterebbe un po' al sicuro. Noi viviamo una condizione del contagio che è 4 volte quella che c'era l'anno scorso. Fortunatamente abbiamo una pressione ospedaliera inferiore, questo grazie alla campagna vaccinale, e quindi adesso siamo tutti impegnati credo in quella che sia l'operazione più complessa che abbiamo davanti, che è quella riapertura delle scuole in sicurezza. Quindi, come ben si comprende, questo impegno legato anche all'attività ordinaria deve cominciare a marciare insieme nella sua complessità. Le cose non sono perfette, le difficoltà ci sono sempre state, sempre ci saranno. L'importante è avere la dedizione, l'impegno e anche la gratitudine, soprattutto nei confronti dei professionisti, i quali bisogna mettere nelle condizioni di lavorare nel modo migliore e non tirarli per la giacca per altri motivi. Si va verso l'obbligo del Green Pass per i docenti? Mi pare che la posizione del governo sia questa. È evidente che nel momento in cui tu non riesci ad avere una forte accelerazione sulla campagna vaccinale, tu devi distinguere coloro che si sono vaccinati dagli altri, distinguendo tra loro coloro che non possono vaccinarsi. È un problema di responsabilità sociale, credo che nessuno di noi sia andato a vaccinarsi saltellando e in modo euforico. L'abbiamo fatto perché riteniamo che questo sia giusto, e quelli che non vogliono vaccinarsi dovrebbero ringraziare tutti coloro che invece si sono vaccinati e hanno avuto questa responsabilità. E su questo non voglio dimenticare un'altra considerazione che mi sembra importante: la lezione dei giovani, perché noi vediamo che in questa regione, a differenza del ritardo su alcune fasce un po' più avanti, vediamo che invece i giovani hanno dato una risposta importante. È un esempio che generazioni di maggiore età dovrebbero seguire.
Dal 27 al 29 agosto a Venzone, 3 giorni di incontri aperti al pubblico per riflettere e ragionare assieme del futuro di regioni, territori e popoli in prospettiva europea, ed iniziativa che è sostenuta proprio dal Parlamento europeo. 3 giorni dedicati ai giovani, ma non solo, a Venzone. Di cosa si tratta? Sì, una 3 giorni che abbiamo promosso come Patto per l'Autonomia assieme all'EFA, l'European Free Alliance, il raggruppamento di movimenti autonomisti del quale facciamo parte e che ha rappresentanza dentro il gruppo del Parlamento europeo assieme ai Verdi, e saranno 3 giorni rivolti in particolare ai giovani, ma non solo. Noi abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi e ragazze del Friuli Venezia Giulia che si sono avvicinati al patto in questi anni e che nei rispettivi territori stanno facendo dei lavori importanti in termini di apertura di spazi di confronto, di riflessione e anche di impegno politico diretto dal punto di vista amministrativo, anche nelle prossime elezioni comunali. Ecco, in questi 3 giorni noi assieme a loro ragioneremo sui temi dell'Europa e di quello che rappresenta l'Europa per un territorio come il nostro. Noi siamo da sempre convinti che la prospettiva europea sia fondamentale per il Friuli Venezia Giulia, perché crediamo che una terra come la nostra, che è stata attraversata in modo drammatico dai confini del Novecento, non possa che far parte in modo sempre più forte di una prospettiva europea, fino ad arrivare a una Repubblica europea che noi auspichiamo capace di dare rappresentanza e voce ai territori e ai popoli che la compongono. In questi 3 giorni affronteremo le sfide che a nostro avviso sono quelle più urgenti, a partire dalla riflessione proprio sulle prospettive per i giovani. Noi come Friuli Venezia Giulia siamo una delle terre che ha il più alto tasso di emigrazione giovanile verso l'estero a livello italiano, e questo naturalmente è inaccettabile ed è un trend che deve essere invertito. E poi sarà fondamentale ragionare sulle prospettive dei modelli di sviluppo. L'Unione Europea davanti delle sfide che sono davvero delle sfide epocali, in un momento storico in cui ci sono le risorse dopo tempo di austerity, dopo tanti anni di austerity, le risorse da spendere per provare a invertire i trend della crisi economica che ha colpito pesantemente anche il nostro territorio, dobbiamo capire in che direzione andare, e quindi noi crediamo che ragionare sui termini della transizione ecologica, del cambio di modello di sviluppo sia fondamentale. Farlo assieme alle nuove generazioni è una sfida che abbiamo tutta l'intenzione di cogliere. Ecco, quali sono gli appuntamenti salienti, quando si parte e quando si conclude l'evento? Sì, cominceremo il venerdì pomeriggio con 2 incontri, uno in parte più laboratoriale, nella quale ragioneremo assieme a Francesco Palermo, che è un docente importante, insomma, che è stato anche senatore per la Südtiroler Volkspartei dell'Università di Bolzano, sui temi proprio dell'autonomia, assieme a Anita Kress, che è una ricercatrice. Poi faremo un incontro pubblico con Sandro Fabbro, che ha pubblicato Docente all'Università di Udine, e Copoli, un nuovo testo molto interessante proprio sui temi del cambiamento, anche dell'organizzazione dei nostri territori, dal punto di vista anche della pianificazione territoriale. E poi il sabato sarà una giornata molto importante, perché avremo al mattino dei laboratori rispetto ai quali ragioneremo assieme a Elena Gerebizza, ricercatrice di Recom, una promotrice anche di diverse campagne internazionali sui temi della giustizia ambientale e ecologica, Danilo Lampis, che è un giovane ricercatore, studioso, amministratore comunale della Sardegna. Poi assieme a Mara Cernic, già amministratrice a Gorizia, Alessandro Ambrosino sui temi della cooperazione transnazionale, su cosa significa lavorare appunto in una prospettiva anche di Alpe Adria sul nostro territorio. Il pomeriggio poi avremo il momento clou, se vogliamo, di questi 3 giorni, perché ci sarà una tavola rotonda nel primo pomeriggio assieme ai giovani che si stanno impegnando nei diversi territori, da Trieste a Gorizia, a Udine, a Pinzano al Tagliamento, a Codroipo, e poi le ospiti internazionali, una già europarlamentare scozzese, una giovane parlamentare catalana presente nel Parlamento spagnolo, e Lorena Lopez della Calle, che è la presidente del Bureau dell'EFA. Sarà un momento davvero importante anche in prospettiva europea per tutti noi. Noi ci ritroviamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Bentrovati, seconda parte di A voi la linea, che riprendiamo andando a Colloredo di Montalbano, l'allevamento cavalli Bellavista, dove Alexis Sabot ha raggiunto per noi Silvia Torresani, veterinaria specializzata in osteopatia, che ha partecipato all'oro conquistato dalla Svezia alle recenti Olimpiadi di Tokyo nel salto a ostacoli equitazione.
Sì, eccoci, mi trovo ad Aveacco di Colloredo di Montalbano, una splendida location, la tenuta Bella Vista, e mi trovo con Silvia Torresani, davvero una location splendida, tantissimi cavalli che voi curate, seguite ogni giorno dalla mattina alla sera, ma soprattutto tu sei reduce da un'esperienza bellissima da Tokyo 2020. Possiamo dire che sei la donna che sussurra ai cavalli d'oro. Tu sorridi, ma è così. Te l'aspettavi questo risultato? Ma diciamo che la nostra squadra è una squadra molto forte, quindi avevamo delle aspettative, chiaramente non pensavamo di fare un'impresa simile, perché sicuramente abbiamo vinto l'oro a squadre ed è stata una cosa, un'emozione grandissima, ma anche meritata, perché i nostri cavalieri si sono comportati benissimo durante tutte le giornate di gara, tant'è che anche a livello individuale abbiamo vinto un argento, scusa, e tutti e tre i nostri cavalieri si sono piazzati nei primi 5, quindi diciamo che tutto il mondo dell'equitazione ha potuto, diciamo, la cosa che ha sorpreso è stata la grande forma dei cavalli e dei cavalieri. Questo grazie anche al tuo lavoro, il tuo rapporto con i cavalli svedesi. Qual è stato il vero segreto nel gestire appunto questi cavalli che tu immagino segui da tanto tempo? Sì, io sono con la squadra da 3 anni, perché ho iniziato da 2 anni, ho iniziato nel 2019, questo è il terzo anno, e il segreto è stata la programmazione. Questi cavalli chiaramente io non li ho visti la prima volta a Tokyo, ma avevamo fatto in modo che io li seguissi in altre gare in preparazione di Tokyo, e poi ho passato con loro tutta la quarantena in Germania e poi chiaramente la settimana di adattamento a Tokyo, quindi diciamo che quando è stata ora delle prime gare i cavalli erano a bolla, abbiamo potuto veramente lavorare sui dettagli e fare in modo che l'unica cosa da fare all'ultimo minuto era il recupero dopo le gare, perché per il resto erano prontissimi. E tu sei veterinaria, però hai un rapporto hai un metodo in particolare che stai seguendo con i cavalli. Ce lo spieghi? Potrebbe essere anche quello il segreto del successo dei cavalli svedesi. Ma sicuramente sì, sono una veterinaria e mi occupo principalmente di medicina integrata, quindi diciamo che io utilizzo la mia specializzazione, quindi l'agopuntura, la fisioterapia, la chiropratica, ma guardo al cavallo nel suo insieme e quindi anche al suo benessere psicologico. E quindi mi piace proprio instaurare un rapporto diretto e profondo con il cavallo, conoscerlo, conoscere le sue reazioni, conoscere se ha bisogno di rilassarsi oppure di essere caricato, e questo penso che sia fondamentale, soprattutto quando ci si trova dei campionati dove bisogna dare il 100%. Io so sempre che loro anche mentalmente sono pronti e sono disponibili a dare il 100% al loro cavaliere. E come fai a comprenderli? Non è mica semplice. Non è semplice, però cerco di avere la loro fiducia. E quindi sia con i miei movimenti, ma anche toccandoli sul corpo, cerco di instaurare un rapporto con loro in modo tale che si possano fidare di me, perché chiaramente vado a lavorare su delle tensioni muscolari e quindi a una persona puoi dire guarda che dopo starai meglio, a un animale no, glielo devi far capire, quindi deve avere fiducia, infatti li lascio liberi nel box sin dalla prima volta in cui lavoro con loro, e poi leggo i loro segnali e quindi loro danno come tutti gli animali dei segnali corporei con il comportamento e mi dicono se una cosa piace, se una cosa dà fastidio e quindi è una lettura reciproca. Una lettura che sicuramente reciproca ci sarà anche con questi cavalli che sono qui a Colloredo di Montalbano. Tu segui questi assieme a tuo marito naturalmente, però adesso sei già in partenza. Eh sì, martedì parto di nuovo perché la settimana prossima ci sono i campionati europei. Di solito non succede, ma quest'anno con
con la pandemia hanno dovuto posticipare le Olimpiadi, quindi ci si trova ad avere Olimpiadi e campionati europei lo stesso anno. E quindi sì, sarò in Germania, sempre con la squadra svedese, e iniziamo a incrociare le dita. In bocca al lupo a te e alla squadra svedese, e noi lasciamo la linea allo studio. Grazie ad Alexis Sabot. Dopo questa bella storia torniamo a parlare di questioni legate alla gestione della pandemia, in particolare al boom di richieste relativamente a test rapidi a prezzi calmierati che si è registrato nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia nelle ultime settimane, e in particolare dopo l'introduzione dell'obbligo del Green Pass. Paola Treppo ha raggiunto il presidente di Federfarma, Luca De Grassi. Allora a voi la linea, Paola. Sì, Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai già annunciato tu, siamo con il dottor De Grassi, presidente di Federfarma Friuli Venezia Giulia, per capire appunto qual è stato l'incremento di queste richieste di tamponi dopo l'introduzione del Green Pass in estate. Sì, abbiamo avuto un incremento molto importante. Pensate che nell'ultima settimana abbiamo fatto nella nostra regione oltre 16.000 tamponi nelle farmacie. Sono 141 le farmacie che hanno aderito, siamo molto soddisfatti di questo contributo, di questo impegno che i colleghi farmacisti si sono presi proprio per cercare di aiutare a risolvere un problema così contingente. I tamponi sappiamo che all'inizio della pandemia sono stati fatti per monitorare la situazione, adesso l'impiego di questo sistema di monitoraggio si è esteso anche proprio per la vita quotidiana, no? Quindi i tamponi sono diventati necessari per avere il Green Pass e quindi per poter svolgere attività quotidiane, e quindi questo cambia notevolmente anche il tipo di utilizzo che viene fatto. Per fortuna gran parte delle persone sono negative, ovviamente, quindi il tasso di incidenza della diffusione è molto basso, siamo allo 0,44% in questa ultima settimana. Il vostro supporto è fondamentale anche per scaricare il Green Pass, dare indicazioni su come ottenere questo documento ormai indispensabile, insomma, insieme alla carta d'identità, la patente, è diventata una cosa da portare sempre con noi. Sì, certo, questo impegno ulteriore che le farmacie hanno dato in termini di disponibilità anche alla stampa del Green Pass per quelle persone che non riescono ad accedere magari agli strumenti informatici che sono stati messi a disposizione. Molte farmacie appunto lo fanno volentieri e gratuitamente questo. Quindi. Ecco, la farmacista in questo periodo di pandemia è stato importante fin dall'inizio, dalla ricetta diciamo così virtuale, per tutelare anche la salute e la sicurezza dei medici che prima di tutti dovevano lavorare in sicurezza, e fino adesso i tamponi, e forse chissà quali altre saranno le richieste che saranno fatte ai farmacisti, che diventano appunto di riferimento, appunto di prossimità fondamentale. Sì, è un impegno costante e crescente, anzi direi in questi ultimi mesi. Le farmacie si sono impegnate dall'inizio dell'anno nella campagna di prenotazione delle vaccinazioni, oltre 360 farmacie come punti CUP in farmacia hanno sviluppato oltre 600.000 prenotazioni in un periodo di questi 8 mesi, è stato un impegno veramente importante. E a questo si aggiungono appunto le nuove attività che si sono via via sovrapposte, i tamponi e anche adesso la stampa dei Green Pass. Presto dovremo anche cominciare la sperimentazione per le vaccinazioni in farmacia, che in alcune regioni sono già partite, e noi speriamo a settembre di poter dare anche questa parte del contributo. Quindi potrebbe già partire a settembre la sperimentazione del vaccino in farmacia? Sì, l'obiettivo è questo, per riuscire a dare un contributo fin da questa fase di attività, diciamo, di completamento della prima vaccinazione, e poi sempre pronti anche a intervenire per le prossime iniziative che probabilmente seguiranno. Allora, grazie al dottor De Grassi, presidente di Federfarma del Friuli Venezia Giulia, e un buon lavoro naturalmente a tutti i farmacisti. Francesca, qui da Udine ti restituisco la linea. A voi la linea.
Grazie Paola, ci fermiamo qui, a voi grazie per aver seguito il nostro appuntamento con A Voi la Linea che torna domani dalle 12:45. Buona giornata, arrivederci.